reddito zero e senza lavoro, ma vive in una villa e con un patrimonio di $500.000. Pluripregiudicato rom nel mirino della finanza, maxi sequestro, applicata la normativa antimafia per i soggetti considerati pericolosi. Arrestato dalla squadra mobile il 27enne dominicano che più di un mese fa in via Albona a Treviso aveva sparato alcuni colpi di pistola contro 2 connazionali vivi per miracolo. Il tentato omicidio nato da una lite per un cellulare. Ancora in fuga uno dei tori scappati ieri pomeriggio a Roncade. In queste ore la caccia agli animali anche con i droni, alcuni esemplari recuperati, 4 abbattuti, diversi ritardi al traffico ferroviario. Nuova indicazione del Ministero, libertà di scelta per il richiamo degli under 60 tra AstraZeneca e vaccinazione eterologa, ma l'ULSS consiglia meglio scegliere Pfizer o Moderna. Camion contro SUV, tragedia della strada in Puglia, stamane vittima un 82enne originario di Treviso, è morto incastrato tra le lamiere della vettura. Rese più decimo i funerali di Gianluigi Contarin, colonna portante della Lega nella Marca, morto a soli 59 anni. Il governatore Zaia alla cerimonia, una persona per bene, ha detto, ho perso un amico. Sant'Antonio domani alle 10:30 la diretta del gruppo Media Nord-Est per raccontare il viaggio di ritorno della storica reliquia, la Basilica della Salute a Venezia, dopo la settimana di ostensione a Padova. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre dunque con la cronaca di un'operazione della Guardia di Finanza. Patrimonio sequestrato a un pluripregiudicato rom di Spresiano ed è stata applicata la normativa antimafia che aggredisce i beni di soggetti considerati socialmente pericolosi. Sottraendo a queste persone quella che potremmo quasi definire la linfa vitale per il perpetrare le loro attività, vale a dire i beni, il denaro, si impedisce che possano continuare nelle loro attività criminali. Una villa di 300 metri quadrati, anche se sulla carta ne risultavano solo 52, disponibilità finanziarie per 550.000 euro. Sono i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso in base alla normativa antimafia a un 55enne di origini rom di Spresiano, considerato un soggetto socialmente pericoloso. Il concetto di pericolosità sociale va a individuare tutte quelle persone che sono abitualmente dedite ad attività illecite o che vivono abitualmente in tutto o in parte con i proventi di attività illecite. Il 55enne è già noto alle forze dell'ordine con tanto di condanne già passate in giudicato. I precedenti sono di diverso tipo, andiamo dalla truffa all'insolvenza fraudolenta, alle minacce, alle lesioni, alla rapina, quindi ci sono anche delle condanne in via definitiva, quindi comunque il profilo criminale della persona è ampio e variegato. Le fiamme gialle sono andate dunque a verificare l'origine del suo patrimonio. Non avendo il soggetto che abbiamo individuato mai dichiarato alcun reddito e mai svolta alcuna attività economica, tutto il patrimonio in suo possesso è stato considerato sproporzionato, non coerente e quindi è stato sequestrato ai fini di una successiva confisca. Sarà il diretto interessato nel corso di un contraddittorio fissato per il prossimo settembre a dover eventualmente provare il contrario, pena l'acquisizione al patrimonio dello Stato di villa dove tuttora abita e denaro. Non si tratta di provvedimenti applicati di frequente in questo territorio, dove tuttavia rispetto al fenomeno malavitoso e alle infiltrazioni della criminalità organizzata si cerca di svolgere un'attività di prevenzione. La capacità di resistere a queste infiltrazioni è forte, ma ciò non significa che non si debbano tenere sempre gli occhi aperti per evitare che poi ci troviamo di fronte al fatto compiuto dell'infiltrazione avvenuta e quindi dobbiamo poi intervenire per reprimere. Ancora la cronaca, incensurato, ha esploso 2 colpi di arma da fuoco contro 2 connazionali che riteneva si fossero impossessati del suo telefono cellulare. Dopo un mese e mezzo da quei fatti avvenuti in via Albona a Treviso, lo ricorderete, la polizia è risalita all'autore dell'agguato. È stato rintracciato e arrestato dagli investigatori della squadra mobile il presunto responsabile del tentato omicidio dello scorso 2 maggio in via Albona a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. Si tratta di un giovane dominicano, un 27enne incensurato, che quel giorno aveva sparato dei colpi di arma da fuoco contro 2 connazionali all'ingresso di un condominio. Attraverso una serie di accertamenti investigativi sia di natura tradizionale che attraverso il ricorso alle strumentazioni tecnologiche
si è addivenuti alla individuazione del responsabile, che nel frattempo però si era dato alla fuga. La polizia è riuscita a individuare il 27enne a Prato, in Toscana, dove aveva trovato rifugio da alcuni conoscenti. L'episodio aveva causato profonda inquietudine tra i residenti del quartiere, anche perché quella sera in via Albona l'indagato aveva sparato per uccidere o quantomeno ferire i due rivali. Ha esploso questi colpi d'arma da fuoco ad altezza d'uomo e in direzione di queste persone che per fortuna sono riuscite a nascondersi dietro a degli ostacoli fissi, evitando il peggio. Un agguato che il giovane ha messo in atto per futili motivi. Pare che tutto sia nato dallo smarrimento e successivo ritrovamento di un telefono cellulare. La lite con i connazionali che ha poi seguito in via Albona, infine il violento regolamento di conti. Nei confronti del 27enne il Tribunale di Treviso ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare contestandogli il tentato omicidio e il porto d'arma illegale in luogo pubblico. Torniamo alla notizia che abbiamo dato ieri nel nostro telegiornale di quella decina di tori che erano scappati dal camion ed erano in fuga nella zona di Roncade. Ebbene, sono state quelle successive ore di caccia e sono proseguite anche nella giornata di oggi. C'è ancora uno degli animali in fuga, una caccia in queste ore anche con i droni. Alcuni di questi animali sono stati abbattuti, 4 avevano tentato anche di caricare i soccorritori, insomma le persone che sono arrivate per cercare di riportare l'ordine, altri invece sono stati recuperati. Dicevamo, un altro è in fuga. Ci sono stati anche diversi disagi al traffico ferroviario della zona. Sono tuttora in corso le ricerche di un toro fuggito ieri pomeriggio presso un grosso allevamento di bovini a Musestre. Gli animali sono scappati durante le operazioni di scarico da un auto articolato proveniente dalla Francia. Quando i 14 tori hanno cominciato a scendere dal mezzo, sono riusciti ad uscire dal recinto perché mancava il perno di chiusura del cancello. 3 tori sono stati subito recuperati, ma 11 sono riusciti a scappare. È successo che il cancello era aperto. Si è aperto in pratica. Qua, questo qua. Era appoggiato, non chiuso. Scattato l'allarme nel primo pomeriggio di ieri, ne sono stati catturati 4, poi le ricerche sono proseguite per tutta la notte per ritrovare tutti gli altri 7 esemplari. Alle prime luci dell'alba 2 capi sono stati recuperati, mentre per altri 4 è stato necessario l'abbattimento dopo che hanno a più riprese tentato di attaccare i soccorritori intenti a catturarli. Per le ricerche si stanno impiegando anche i droni e l'elicottero dei vigili del fuoco. Tutta l'area verrà perlustrata, un'area particolarmente vasta, 300-400 ettari, e a questo riguardo appunto ho chiesto alla polizia locale di informare la popolazione locale, ancorché non vicina, di rimanere comunque precauzionalmente all'interno delle proprie proprietà. Chiunque avesse eventualmente da avvistare l'ultimo toro ci dia subito l'allarme chiamando i 115. Noi abbiamo dei droni in zona che iniziano a fare una ricognizione dall'alto per verificare dove possano essere, e una volta identificati verranno recuperati dal servizio veterinario che ha l'operatore col narcotico e verranno portati in azienda. Durante la notte nei pressi della linea ferroviaria Venezia-Trieste sono state posizionate diverse fotocellule per illuminare i binari e dato disposizione ai macchinisti dei treni in transito di attraversare la zona a velocità ridotta. Questo ha provocato purtroppo diversi ritardi al traffico ferroviario. Bisogna trovare assolutamente quei tori al più presto in modo da poter riprendere anche la circolazione ferroviaria subito, perché stiamo creando dei disagi non indifferenti a tutto il sistema ferroviario. E dunque ne rimane uno da cercare ancora in fuga, quindi stanno continuando le ricerche da parte dei vigili del fuoco e anche della polizia locale, come avete visto nelle immagini del servizio che hanno raccontato questa giornata impegnativa nella ricerca degli animali. Torneremo fra poco a parlare della cronaca, adesso però l'emergenza Covid, o meglio la vaccinazione. Parliamo della vaccinazione eterologa. Allora, il Veneto per gli under 60 ha predisposto tramite un consenso informato la seconda dose con Pfizer o Moderna, come sapete nei giorni scorsi, ma chi lo vorrà potrà scegliere di fare comunque AstraZeneca. La decisione è arrivata in queste ore, nelle scorse ore è stata anche annunciata
dal governo. Allora vediamo cosa fare. Eccolo qua, questo è il consenso informato che ogni centro vaccinale farà firmare ovviamente a chi è sotto i 60 anni, ha fatto la prima dose con AstraZeneca e dovrà fare la seconda dose con Moderna o Pfizer. La vaccinazione eterologa dunque in prima dose con AstraZeneca, seconda dose con Pfizer o Moderna deve essere autorizzata da chi la riceve ed ecco il modello già in uso nei centri vaccinali che di fatto richiede un consenso, come indicato da un decreto legge al cambio di tipologia di vaccino in corsa. Per chi lo vorrà però, e questa è la novità della giornata, la seconda dose potrà essere ancora con AstraZeneca, ma dovrà essere espressamente richiesto. Purché il cittadino faccia la seconda dose, cioè che quindi si protegga totalmente, si immunizzi, diceva il CTS con la nuova nota, allora potete fare anche la seconda dose di AstraZeneca. Però io raccomando veramente a tutti di accettare quello che vi propongono i nostri medici vaccinatori, cioè di fare l'eterologa. Il direttore generale dell'ULSS 2 non ha dubbi nell'esortare i cittadini under 60 a scegliere la vaccinazione eterologa, in piena linea con CTS e governo. Noi dobbiamo avere il principio chiaramente della cautela, perché dobbiamo prevenire l'insorgenza di fenomeni dovuti, legati evidentemente sotto i 60 anni a problemi che abbiamo visto poteva portare AstraZeneca. Nessuna riorganizzazione dunque per le ULSS, ma solo tempi di vaccinazioni che potrebbero allungarsi un po'. L'anamnesi ora con il consenso spiegato e firmato porterà via più tempo. Nessuna sorpresa con questo doppio binario per la scelta. Gli sforzi per l'azienda sanitaria continuano a concentrarsi sui giovani che nel trevigiano stanno rispondendo con entusiasmo. Con quelli prenotati fino ad oggi arriviamo oltre il 45%, 43-44%, quindi voglio dire un ottimo risultato. È chiaro che bisogna premere di più per portare a casa di più, però dobbiamo avere anche vaccini per avere la certezza di aprire ulteriori spazi per i giovani. E poi c'è il Green Pass che sarà operativo dal 1° luglio, quindi si potrà utilizzare il Green Pass come lasciapassare per alcuni eventi, come sapete, insomma, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Tra le opzioni la possibilità che lo rilascino anche i medici di famiglia, c'è una nota nazionale in queste ore della FIMG contraria al Green Pass rilasciato dai medici di famiglia, dicono: il Green Pass Covid mortifica la professionalità dei medici per l'onere di stampare copie cartacee del documento che sottrae altro tempo all'assistenza dei pazienti. Lo afferma in una nota Silvestro Scotti, segretario generale della FIMG, nello stigmatizzare la scelta del governo e soprattutto qualche funzionario governativo che comprime ancora di più il diritto alla salute dei cittadini. Insomma, i medici di base della FIMG contrari al fatto che il Green Pass possa essere rilasciato anche dai medici di base. Una delle opzioni, un'altra delle opzioni è quella di utilizzare l'app Immuni, poco utilizzata in nella prima ondata Covid e che adesso torna in auge. Che fine ha fatto Immuni? L'app di contact tracing, scaricata da circa il 20% degli italiani durante la seconda ondata di Covid, è stata praticamente irrilevante. Colpa, spiegano gli esperti, del numero marginale di utenti che, pur avendola scaricata sul proprio telefonino, vi ha caricato anche i dati, se positivi, limitando il numero di notifiche di esposizioni ricevute. Ora, con il Green Pass, che dal 1° luglio diventerà realtà, l'app di contact tracing, accusata dai suoi detrattori di ledere la privacy del cittadino, potrebbe tornare in auge, dunque con un paradosso. Immuni potrebbe trovare un suo successo utilizzando dei dati sensibili che sono appunto in positivo quelli del Green Pass, cioè diventare uno strumento che rende liberi di potersi muovere all'interno del territorio nazionale e anche europeo. Credo sia la cosa più semplice avere un'app sul telefono con cui si può portare questo pass digitale per avere la libertà di viaggiare. Sarà uno dei canali di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19. Io potrò inserire il codice che mi viene assegnato per il mio Green Pass e scaricarlo direttamente all'interno dell'app. Quindi è una cosa proprio automatica, semplicissima.
ed è forse il modo più semplice per averle. Oltre ai Immuni sono citati nel decreto Draghi anche pediatri e medici di base, una scelta che si è già scontrata con la posizione dei sindacati preoccupati che quella del rilascio di certificazioni diventi una nuova incombenza in capo ai sanitari. Una disposizione, dicono, che aggiunge oneri amministrativi a medici e pediatri, sottraendo tempo prezioso al tempo di cura. È inaccettabile e chiedono l'immediata sospensione del provvedimento e l'apertura di un confronto con il Ministro della Salute. Torniamo alla cronaca. Era originario di Treviso, anche se risiedeva a Varese, l'82enne Marino De Vidi, morto stamani in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 274 tra Garlipoli e Leuca, nel Leccese, in Puglia. Uno scontro frontale tra un camion e il SUV guidato dall'anziano, rimasto poi intrappolato nelle lamiere accartocciate. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Un altro incidente, invece, una tragedia avvenuta qualche giorno fa tra Cessalto e San Stino di Levenza, in A4, è costato la vita al 45enne trevigiano Roberto Sartor, che vediamo nella foto. La procura di Pordenone, competente per il territorio, vuole fare piena luce su questa tragedia avvenuta per l'ennesima volta in A4, e allora è stato aperto un fascicolo. È indagato per omicidio stradale il 52enne moldavo alla guida del tir contro il quale si è schiantata l'auto di Sartor, che sopraggiungeva alle sue spalle, e la procura ha quindi ordinato un doppio accertamento tecnico non ripetibile. Innanzitutto la perizia autoptica, quindi l'esame autoptico sulla salma dell'automobilista per chiarire con certezza le cause del decesso, ma anche una perizia cinematica per ricostruire le cause e le responsabilità del sinistro nei prossimi giorni. Quindi sia l'autopsia che questa perizia tecnica cinematica, come si dice in gergo. Adesso Ariese Pio X, che stamane ha dato l'addio a Gianluigi Contarin, ex sindaco, ex amministratore provinciale, nome molto noto, colonna portante della Lega nel territorio della Marca. Tantissimi i volti di amministratori della Lega e non presenti, ma anche semplici cittadini. C'era anche il governatore Zaia. E oggi mi trovo qua con grande difficoltà a trovare le parole per salutare e rendere omaggio a Gianluigi. Il saluto dell'avversario, l'attuale sindaco Matteo Guidolin, l'abbraccio, l'ultimo del suo gruppo politico, pochi minuti prima che il feretro entri in chiesa. Nella parrocchiale di Riese poi l'addio a Gianluigi Contarin, amministratore, cede il passo al ricordo dell'uomo, del credente, che termina la vita troppo presto, ma lascia molti doni, gesti silenziosi di carità, di vicinanza, per i quali in tanti sono qui con gli occhi lucidi a dire grazie. Uomo che ha vissuto con impegno e passione tutte le cose, anche le più piccole. Certo, la sua devozione a San Pio X è stata ricordata, la sua passione sportiva, il suo mettere impegno su tutto, Avesino, Alpini, la sua onestà, la sua generosità. Si stringono alla famiglia gli Alpini, si stringono i sindaci della Castellana, gli amici della Lega, il presidente del Veneto Luca Zaia, che per essere qui ha rinunciato alla manifestazione del Carroccio a Roma nel pomeriggio, il commissario provinciale Gianangelo Boff, il sindaco di Treviso Mario Conte, consiglieri regionali, ex amministratori della provincia. E poi la gente, dentro e fuori la chiesa, almeno 500 persone. Lo saluta un suo ex insegnante, Don Ferdinando Bosello, che ricorda come Contarin abbia appreso i valori salesiani. Essere onesti cittadini del buoni cristiani, e mi pare che questo Gianluigi l'abbia incarnato. Sul sagrato le note del silenzio, poi l'applauso spontaneo della sua comunità. Il presidente Zaia accarezza la bara. Io sono qui per un amico, per un galantuomo, una persona per bene che ha saputo interpretare nella maniera migliore anche il suo ruolo e il suo mandato civico. E penso che questa chiesa gremita, il calore, la vicinanza dei cittadini e anche le parole del parroco ne abbiano fatto una giusta sintesi di cosa è stata la sua vita terrena, di cosa è stata la sua vita da uomo e anche da amministratore, e penso che non verrà mai dimenticato. Caldo soffocante in queste ore, sarà un weekend bollente, ma attenzione, c'è anche la possibilità nelle prossime ore, soprattutto dal pomeriggio di domani, di forti temporali improvvisi. Il bollettino emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha annunciato infatti tempo instabile in montagna, sulle zone della pedemontana settentrionale e in alta pianura orientale. Domani pomeriggio sono possibili temporali e fenomeni intensi come forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate
locali. Considerata l'entità dei fenomeni previsti, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti, quindi viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, allerta gialla per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Nelpone, Adige Garda e Monti Lessini. Quindi il caldo, ma anche la possibilità, come spesso accade in questi casi, di violenti e improvvisi temporali. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. In questi giorni ha fatto commuovere davvero tutti la storia del piccolo Gabriele che si è tagliato i capelli per sostenere la sua maestra che sta seguendo un percorso di cura. Perché la maestra si è tagliati i capelli. E tu hai deciso di farlo anche tu perché? Per dare forza. Gli ho fatto una sorpresa. Un gesto semplice quanto disarmante, quello di Gabriele, dedicato alla sua maestra in un momento di difficoltà. Quando la donna si presenta all'asilo con i capelli rasati, il bimbo intuisce che c'è qualcosa che non va. Ed è così che, arrivato a casa, comunica a mamma Caterina e papà Andrea la propria decisione, quella di rinunciare alla sua folta chioma che lo ha reso anche una piccola star, testimonial di brand e attore. È difficile spiegare a un bambino dell'asilo che cos'è una malattia, una chemioterapia, un percorso da affrontare, però secondo me così piccoli comunque intuiscono che c'è qualcosa di diverso, che c'è qualcosa che non va e trovano il modo per affrontare questa situazione a fianco alla persona che appunto deve fare questo percorso. Un bambino empatico e molto sensibile, un orgoglio anche per il papà, ex centrocampista del Treviso Calcio. Nel male comunque è una cosa positiva, perciò ce lo auguriamo insomma, che sia un esempio per tanti altri. Passione per il pallone che è un po' il denominatore comune di questa storia. Gabriele, che gioca con la maestra Sofia sul prato di casa, è l'immagine di una partita del cuore da vincere insieme. Lei tifa Inter e io tifo Juve. Però siamo amici lo stesso. E gli vuoi bene anche? Sì. Tanto? Sì. Tantissimo. Fammi vedere quanto. Fammi vedere quanto coi bracci. Quanto bene. Complimenti davvero a Gabriele, complimenti anche a Bernardo Bernardini per il suo nuovo progetto sui temi della disabilità, 750 km in bicicletta per portare questa attenzione fino a Roma. Siamo pronti ed emozionati, vero Cri? Prontissimo, emozionato già adesso. Tutto è pronto per la nuova sfida di Bernardo Bernardini. Il 23 giugno 12 atleti partiranno per la Road to Rome, 750 km in bicicletta assieme ai ciclisti ipovedenti della squadra paralimpica Doppla di Treviso. Nel 2020 il progetto di Bernardo e dei suoi amici era di andare a Bruxelles in bicicletta per portare al Parlamento europeo un messaggio di integrazione della disabilità. La situazione internazionale conseguente alla pandemia del Covid ha modificato i piani, ma il progetto non è stato abbandonato. Partiamo appunto da Treviso e arriviamo a Roma passando per le abbazie di Praglia, Vo Euganeo, Cesenatico, Loreto, Assisi, poi facciamo Terni, Rieti e finiamo a Roma. Road to Rome vuole essere la dimostrazione di come nella vita si possono raggiungere degli obiettivi che si pensano irrealizzabili nonostante la disabilità, con lo scopo di catalizzare sempre più l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'inclusività. Portare l'attenzione da cosa i disabili non riescono a fare per le limitazioni fisiche che hanno alle opportunità che invece ancora hanno e perciò tutto quello che possono fare. Battersi per dei diritti, dimostrare che anche noi possiamo fare certe cose. Percorrendo le tappe con i tandem, gli atleti svilupperanno una stretta simbiosi tra guide e ciclisti ipovedenti o ciechi, dando concretezza allo spirito di solidarietà e favorendo lo sviluppo di relazioni di profonda amicizia tra atleti normodotati e disabili. Si fa in compagnia, si fa con lo scopo di fare una cosa giusta e quindi diventerà bello per forza. Adesso le notizie dal Bellunese. Un bellunese e una Belluno nella quale i commercianti dopo la ripartenza si interrogano sul futuro, ancora tante le richieste e anche si guarda già dopo l'estate e l'autunno.
I commercianti pongono l'accento su temi che attanagliano un'economia fatta di imprese turistiche agonizzanti, così come di pubblici esercizi e negozianti in balia di continue limitazioni e restrizioni, considerate spesso come contraddittorie e sperequative. In momenti come questo, più che mai, l'unione fa la forza. Serve per affrontare la gravità della situazione economica, chiedendo maggiore attenzione ai temi della montagna, di chi ci vive, ci fa impresa e ci lavora. C'è un discreto ottimismo tra gli operatori o forse un desiderio di recuperare il tempo perso, soprattutto per le imprese che hanno avuto un'interruzione più lunga, addirittura 1 anno e mezzo quasi. Occorre prudenza ancora, ci vuole ancora il rispetto delle regole. Vogliamo ripartire per non fermarci più. Nel chiedere una visione comune e strategica per la montagna, scevra dalle logiche di partito, viene chiesto sia adottata una programmazione che abbia un'ottica di lungo respiro. Noi abbiamo 2 problemi. Il problema contingente, che è quello di adesso, del periodo estivo, e speriamo che il periodo estivo sia buono e perciò ci porti un po' di fiducia. Ma poi abbiamo l'autunno che obiettivamente è problematico perché nessuno sa cosa capiterà. Enormi le preoccupazioni legate a uno stallo economico che si spera possa essersi concluso. Il comparto dei pubblici esercizi è stato praticamente fermo da metà dicembre, mentre il non-food arranca avendo perduto oltre il 40% di fatturato. I problemi finanziari e di liquidità per molte aziende sono quindi rilevanti. Occorre pertanto essere prudenti e non credere che tutto sia risolto. Oggi si è riunita anche l'associazione Bellunesi nel mondo, facendo ancora una volta i conti con l'impossibilità di essere assieme, come è invece nello spirito di questa associazione. Fa strano per chi, come i Bellunesi nel mondo, è nato per rinsaldare i legami, trovarsi a fare i conti con l'obbligo del distanziamento. Ecco allora che fa ancora più piacere sentirsi riconoscere il ruolo e l'importanza del proprio operato. È importante per noi che questo legame rimanga saldo perché è prezioso, soprattutto nell'ottica di un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, laddove queste comunità rappresentano per noi degli ambasciatori insostituibili, laddove i veneti hanno potuto esprimersi e portare i loro valori, hanno costruito beneficio e positività in ogni comunità. E parlando di bellunesi, come non ascoltare chi dei bellunesi propriamente detti ne è il sindaco. Credo che in questo momento l'associazione Bellunesi del mondo ancora di più, rispetto a qualunque altra associazione, forse si trovi in una condizione insomma di sentirci tutti una grande famiglia. Voi usate spesso questo termine famiglia e a me fa molto piacere, è molto bello perché è veramente dà proprio il senso del sentirsi tutti insieme. Ci sono poi le cose che comunque sono state fatte. A fine 2020 l'ABM ha dato vita ad una piattaforma attraverso la quale proporre corsi e lezioni su diverse tematiche, tra cui storia locale, veneta e bellunese, storia dell'immigrazione italiana, veneta e bellunese. E tra le cose fatte va anche menzionata una modifica statutaria, perché l'associazione, avendo avuto il giusto applauso da parte della prefettura, può ora definirsi ufficialmente come riconosciuta. Resta però ovviamente la tristezza per la forzata mancanza di rapporti umani. Non abbiamo potuto accogliere nessuno e nessuno di noi ha potuto andare a consegnare il gonfalone di nuove famiglie come a Cocal do Sul, oppure di nuovi gemellaggi, oppure di accogliere delegazioni dei nostri amici che arrivavano da tutto il mondo. Domani l'appuntamento nuovamente con la diretta. Il gruppo Media Nord-Est racconterà dalle 10:30 il ritorno della reliquia, dell'avambraccio, la reliquia che dopo quasi 400 anni, lo abbiamo raccontato, domenica scorsa era uscita dalla Basilica della Salute per andare alla Basilica del Santo a Padova in occasione di Sant'Antonio, una settimana di ostensione nella città del Santo e appunto domani il ritorno che vi racconteremo in diretta. Intanto
rassicuro Sua Eccellenza che restituiamo la reliquia. Questo già è un dato di fatto. Va bene. No, perché qualche devoto dice ma non è che poi adesso ce la teniamo a Padova. No, va bene. Una settimana di tempo, tanto è rimasta la reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio nella Basilica del Santo per accogliere a sé i tanti pellegrini devoti ad Antonio. 13 giugno con un viaggio per terra e per mare che parte all'alba dalla Basilica della Salute. 20 giugno un altro viaggio, questa volta via acqua, che domani la riporterà a Venezia. Dopo la lunga diretta di domenica scorsa, Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, seguirà passo dopo passo anche il pellegrinaggio del ritorno verso la laguna, che inizierà alle 12. A partire invece dalle 10:30 comincerà la diretta con una troupe a bordo dei mezzi acquei dell'imbarcadero del Portello a Padova. Intorno alle 18:15 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Francesco Moraglia. Lungo il Canal Grande arriverà alla Basilica della Salute per la messa solenne, che seguiremo sempre in diretta. L'atto conclusivo di un percorso iniziato con la Tredicina del Santo culmina il 13 giugno con il ritorno della reliquia, che fu donata nel 1652 dai frati minori conventuali alla Serenissima. Allora impegnata in un'estenuante guerra contro l'impero ottomano, la Serenissima quel giorno fece voto al santo per chiedere la cessazione delle ostilità. E domenica 20 giugno, domani, il reliquiario tornerà in quella che da quasi 4 secoli è la sua casa, la Basilica di Santa Maria della Salute. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Protagonista del weekend sarà sempre l'anticiclone africano, sole e caldo ovunque, ma con qualche disturbo. Il dettaglio di domenica 20 giugno. Sul Veneto situazione tutto sommato tranquilla, lo vediamo con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane qualche temporale sui rilievi che localmente potrebbe estendersi fin verso le pianure limitrofe. Temperature roventi, minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, tanto sole ovunque, contesto qui più stabile, senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento al mattino, a partire dal pomeriggio qualche acquazzone invece a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.